Allora, ciao a tutti, questa mattina dopo diciamo, la consueta pre-rassegna di Michela abbiamo qui in studio il consigliere regionale e comunale Marco Dolfini. Ciao Marco, Ciao, buongiorno a tutti, grazie della tua grazie a presenza. voi. Allora andiamo velocemente a guardare un po' di titoli di oggi che ovviamente saranno imperniati, sono imperniati praticamente. Ieri c'è stata la conferenza del Presidente della Regione Luca Zaia e praticamente c'è un ulteriore diciamo, sì, insomma, restringimento appunto per cercare ehm, sì, di diminuire il più possibile i contagi, perché ricordiamo che la situazione non è ancora, anche se praticamente c'è a livello nazionale sembra che si stia leggermente diciamo, andando meglio per quanto riguarda diciamo, i contagi e i ricoveri, però d'altra parte anche ieri abbiamo avuto un record di morti purtroppo e quindi diciamo, il Presidente ha preferito, diciamo, l'amministrazione regionale ha preferito dare diciamo, ancora delle disposizioni restrittive. Infatti c'è fra i titoli: nei locali stop ai buffet e non più di 4 persone, a tavola se non conviventi, il Veneto negli esercizi commerciali il cliente a numero chiuso in base agli spazi disponibili, quindi ogni locale, ogni bar deve avere il numero delle persone che possono stare diciamo, all'interno c'è comunque il coprifuoco, anche se qualcuno non lo rispetta tanto e si fa trovare in giro dalla polizia e dice che non è in giro a rubare. Purtroppo per quanto riguarda Chioggia non lo sappiamo ancora se domani ci sarà il mercato o meno, perché ieri abbiamo sentito l'assessore, la Jenny Cavazzana, che lei sarebbe stata, diciamo, almeno in linea di principio disponibile a riconsentire per il mercato di domani appunto il famoso Notto Zioba, e magari non con una maggiore diciamo, presenza della polizia locale e anche dei volontari per evitare appunto gli assembramenti. Però già nel pomeriggio, non si sapeva ancora, il sindaco ci ha risposto che voleva leggere, mettersi al corrente dell'ordinanza di Zaia e quindi al momento non si sa ancora. Tu cosa dici Marco sul mercato? L'ordinanze mi sa che qua non si riescono a recepire soltanto in questa città, perché mi sembra che tutta la regione le recepisca e il nostro comune le recepisce e quando le recepisce male o le interpreta in maniera sbagliata. Non è la prima volta che qualcuno della maggioranza se ne esce pubblicamente dicendo che le ordinanze di Zaia non sono chiare e poi dopo sento da te che il sindaco è ancora in attesa di capire, di leggere, di approfondire le ordinanze. Almeno qui. L'ordinanza è talmente chiara, come l'hai detto tu all'inizio, c'è soltanto un aumento di attenzione nell'aspetto, diciamo, nell'ambito sia dei supermercati della capienza e sia per quanto riguarda l'attenzione più ai bar e ai ristoranti. Insomma, è una cosa insomma, già presente, ecco. Ci vuole un po' più attenzione, ecco, un po' più cadenzata nelle entrate, nelle uscite e tutto il resto. La cosa assurda è che i mercati si possono fare perché in tutta la provincia di Venezia e in tutta la regione ci sono, sta soltanto a saperli organizzare nella maniera dovuta. Ahimè, ho dei dubbi che l'amministrazione comunale sia all'altezza di gestire un mercato, questo è il dato di fatto. Perché sono stato, come ti dicevo qualche giorno fa, sono stato a Mestre proprio a vedere cosa ero già di passaggio, ma ho approfondito e ho approfittato di questa situazione, sono andato a verificare cosa stava succedendo a Mestre, ho visto una grande presenza degli uomini della protezione civile che stavano svolgendo veramente un lavoro egregio perché stavano organizzando e con molta attenzione i flussi e non c'era niente di più di quello che magari si potrebbe fare nel nostro corso con il mercato, magari migliorandolo con le entrate e le uscite, magari con dei corridoi veramente messi nelle condizioni che le persone non vadano da destra a sinistra del corso, ma siano incanalate e siano gestite un po' alla volta. Insomma, bisogna lavorarci,
ma non possiamo permetterci che un mercato che è uno dei più rinomati, uno dei più importanti, soprattutto anche per gli operatori, ma anche a ricaduta anche per la città, per gli esercenti, i commercianti del Corso del Popolo e non solo, specialmente siamo su un periodo difficile, economico, di tutto di più, a maggior ragione cerchiamo anche di fare la nostra parte mettendo in campo tutte quelle azioni disponibili per la salvaguardia della salute e della tutela, ma al tempo stesso per permettere a questi signori anche loro di sbarcare il lunario. Ecco, questo è il dato di fatto, perché altrimenti diventiamo noi solo a Chioggia, diventiamo una barzelletta. Sembra che il virus sia soltanto presente il giovedì mattina, mentre durante la settimana, a fine settimana, ognuno fa quello che vuole. E questa è una cosa veramente assurda e vergognosa. Guarda, hai detto tu prima che il famoso coprifuoco esiste, si dovrebbe andare in giro soltanto per fare compere, per fare delle determinate azioni, il lavoro o andare in farmacia e fine le trasmissioni. Invece vediamo la gente che va da una parte all'altra come non fosse niente, tanto la mascherina abbiamo risolto il problema. Non è così, perché le indicazioni sono ben chiare, ma purtroppo ancora una volta facciamo finta di niente, pensiamo che siano sempre gli altri a dover essere contagiati o quant'altro e noi siamo immuni a tutto il resto. Facciamoci un po' l'esame di coscienza anche noi prima di tutto e dopo ne riparliamo. Beh, devo dirti che io ieri sono andato a Vigo perché dovevo andare su un ufficio, avevo un appuntamento e tornando devo dirti la verità che erano le 3:30 se non sbaglio, 3:30, 4 e effettivamente i bar erano praticamente vuoti e in corso c'erano solo pochissime persone, onestamente credo quindi che stia entrando in testa. A me lo auguro, perché insomma, cioè, con tutto rispetto parlando, per carità, ci hanno dato la possibilità comunque, insomma, la maglia un po' là, non esageriamo, perché altrimenti rischiamo poi dopo che è un attimo passare dalla zona gialla che ci ritroviamo, non passiamo neanche in zona arancione, passiamo direttamente in zona rossa. Il dato di fatto è questo. Qualcuno parla del Natale, io me lo auguro che si possa fare di tutto di più, ma in realtà dobbiamo anche essere coerenti e consapevoli che la pericolosità di questo virus è dietro l'angolo e rischiamo di ricadere su una terza fase e dunque sarebbe molto difficile riuscirne a risalirle poi. Allora, nei giorni scorsi c'è stata diciamo, una bella polemica perché il virologo Crisanti era uscito, ci permettiamo di dire, in modo un po' improvvido sul discorso del vaccino perché, per carità, lui voleva dire, l'ha spiegato poi in seguito anche con una lettera sul Corriere della Sera, che aveva detto che lui a gennaio non avrebbe fatto il nuovo vaccino anti-Covid, se non avesse avuto i dati pubblici, no? Da cittadino è giusto che li abbia in pratica, no? Però questo aveva creato veramente il subbuglio e anche diciamo un po' di... Allora, oggi qui sul Corriere Online c'è appunto il vaccino anti-Covid che teoricamente già nel 2021, quindi si parla di gennaio, ci sarà il vaccino, quella della Oxford AstraZeneca, che è quella società mista, praticamente è la società inglese che sta preparando appunto questo vaccino che ha già superato la fase 3. Ricordiamo che la fase 3 è quella della prova su decine di migliaia di volontari, dove nessuno ha riscontrato problemi particolari, e qui sul Corriere della Sera Online dà appunto alcune indicazioni. È ancora in attesa dell'autorizzazione dell'ente della sanità europeo, ma sembra che ormai sia imminente in pratica, e si parla appunto di distribuzione in pratica, quindi c'è questo confronto che praticamente la tecnica è una tecnica virale, un derivato dell'adenovirus praticamente. La AstraZeneca, che è la società diciamo del Lazio, fornisce alla Oxford un coronavirus innocuo per l'essere umano, e su questo la Oxford gli impianta, forse il termine proprio, il pezzo di virus in modo che il vaccino sollecita l'organismo a fare la produzione di anticorpi. Per quanto riguarda l'efficacia, leggo sempre qui sul Corriere Online, è del 62% con 2 dosi intere di vaccino a 28 giorni di distanza e arriva al 90% con mezza dose seguita da una dose intera a 28 giorni di distanza, efficacia valutata a 2 settimane dalla seconda dose. Allora Marco, l'altro giorno abbiamo fatto una lunga intervista con
l'ex sindaco di Chioggia, che è anche medico, Fortunato Guarnieri, in cui ha spiegato alcune parti e il fatto che, in sintesi, che comunque diciamo, c'è fiducia nel discorso dei vaccini e lui se lo farà. Io stesso non vedo l'ora che arriva, perché me lo andrà a fare di corsa. Tu da cittadino e da consigliere regionale cosa ne pensi? Ma se c'è questa possibilità sicuramente andremo a farci, cioè, anzi non vediamo l'ora ci sia in questo anno la corsa a poter sviluppare un vaccino, sviluppare appunto un antidoto per uscire da questa pandemia, è stata quella. Dunque, a maggior ragione, adesso che siamo a portata di mano, è ovvio e doveroso che insomma ne facciamo tesoro, e se vogliamo venirne fuori dobbiamo utilizzare anche questa forma di utilizzo del vaccino. Dopodiché sicuramente ci sarà chi non ne vorrà sapere, e rispettiamo le loro idee, ci mancherebbe altro. Dispiace però che ci sia dietro tutta una polemica continua, che fa sì che poi dopo anche le persone che sono un po' incerte, o comunque si crea un mondo di confusione, che poi alla fine, se anche i dottori ci mettono del suo, capisci che poi la gente viene così, resta un po' in balia di tutti questi commenti, di una confusione generale di materia, e capisci che le persone cominciano a diventare restie anche a farsi il vaccino, che magari può essere quello per riuscire a venire fuori da questa crisi pandemica. Rispettiamo la loro opinione, Ma però, certamente, però se mi permetti, noi stiamo vivendo in questa situazione economica praticamente di mezzo lockdown, perché appunto non c'è protezione, e se cominciamo a dire no, io non dico questo. Allora guarda, io sono uno di se quelli questi non si vaccinano, Sì, cioè certo. per arrivare al termine di protezione come si dice, di gregge, no, protezione si dice, è un altro termine. Insomma, capito il Certo. fatto che se un numero importante della popolazione diventa immune, quindi praticamente possiamo passare a questo. Si parla di almeno il 60%. Si parla del 70%. È ovvio che se, da come si capisce, un 30% non ne vuole neanche sapere, perché i famosi Novax e tutto il resto. Un altro 20% è disorientato causa appunto queste notizie dagli stessi operatori. Tu hai fatto un nome prima di un virologo che ha da dire la sua. Capisci che arriviamo a circa un 50% di popolazione italiana che o non ne vuole sapere a priori, o quel 20%, 30% che può essere, è disorientato e ha più paura a farselo che farselo. Capisci che metà popolazione non è coperta e siamo appunto a capo, ecco. Allora forse sarebbe il caso di introdurre E allora io non dico che bisognerà prenderlo obbligatoriamente, perché altrimenti, ripeto, la salute delle persone, insomma il diritto deve essere ed è personale su certe scelte. È ovvio che l'augurio, l'auspicio sarà quello che, una volta che sarà data la possibilità di vaccinarsi, ci sia da parte della popolazione un interesse appunto di vaccinarsi, ecco. E se non si vaccinano? E se non si vaccinano? Ne prenderemo atto, però dopo alla fine nessuno avrà da lamentarsi, perché insomma c'è la possibilità di uscirne, o usciamo in questa forma attraverso il vaccino, o altrimenti saremo ridotti sempre a questa situazione di crisi sanitaria ed economica e sociale dall'altra. Siamo in buona compagnia, ahimè, perché dico fortunatamente tra virgolette, non siamo soli in questa situazione, però non è questo il modo, perché la situazione economica, ripeto, oltre che sociale e sanitaria, insomma, lo vediamo ogni giorno che siamo in grande sofferenza sotto ogni punto di vista. Va bene, vedremo nei prossimi giorni cosa succederà, aspettiamo tanto un mese. Ovvio che gli addetti ai lavori non possono uscire ogni tanto a fare lo showman, a dire cose che insomma che il vaccino sì, il vaccino no. È ovvio che gli addetti ai lavori devono essere molto più attenti ad uscire a dire certe cose, fare certe dichiarazioni, perché ripeto, se un dottore, un primario, chi per esso, che è diventato una star ultimamente,
dice la sua, va a dire alla popolazione io non mi vaccinerò, è ovvio che le persone comuni cominciano a dire se non lo fa il dottore perché devo farlo io? È normale questo, stiamo attenti quando facciamo certe dichiarazioni, soprattutto gli addetti ai lavori. Dopo, con tutte le precauzioni del caso, tutte le analisi che vanno fatte, ci mancherebbe altro, non abbiamo però colato tutto quello che ci viene portato alla nostra attenzione. Però non possiamo, se abbiamo una soluzione a portata di mano, cerchiamo di utilizzarla. Tutto qua. Senti, torniamo alla cronaca locale, no? Allora, diciamo, tu sei noto, forse anche una... Io ho notato che, parlo nella vostra esperienza di consigliere comunale, e il confronto è assolutamente tra te e anche Montanariello, che avete sempre fatto una posizione molto, molto dura, molto aspra, non avete mai dato concesso sconti, siete sempre stati molto attenti su tantissime situazioni. Allora, adesso nei giorni scorsi c'è stato il comunicato dell'amministrazione comunale che per quanto riguarda la gestione del punto di sbarco di Punta Poli è passata alla società comunale, all'SST in pratica, no? E qui ovviamente non poteva mancare la polemica e che oltre diciamo anche quella abbiamo pubblicato Montanarello ieri che appunto criticava l'amministrazione eccetera, ma sono venute fuori altre critiche perché Punta Poli effettivamente è un punto caratteristico della città, ha una vista molto bella sia su San Domenico sia sul Forte San Felice, sia sul resto della laguna, e qualcuno dice ma uno dei punti più belli interessati da questa cosa, tu cosa ne dici? Ma guarda, questo è un altro di quei progetti nati, ti ricorderai perché eri presente anche tu all'epoca che nasce con l'amministrazione Romano Tiozzo, i famosi soldi dei patti territoriali, i progetti dei patti territoriali, ed è una cosa, tra virgolette, quasi simile al parcheggio, diciamo così, dell'Isola dell'Unione, quello che sta nascendo. Sono sempre quei stessi fondi, no? Punto di sbarco che comunque per legge va e deve esserci, e all'epoca si è portato avanti un progetto, si è individuato un'area a mio modesto parere che per quanto sia che già utilizzata per altre realtà, altri conferimenti, tutto il resto, quella panchina, ma ahimè è un imbuto, cioè ancora una volta siamo andati più volte anche in commissione sopralluogo a verificare, a vedere, ci si rende conto che è un imbuto perché insomma la strada è stretta, ci sono il quartiere, le case presenti lamentano da sempre il problema della viabilità, tutto il resto. Noi cosa andiamo a fare? Andiamo a creare anche un punto di sbarco, dunque diamo anche l'autorizzazione ad ulteriori altri mezzi per il conferimento e tutto il resto. Era nato, a mio modesto parere, in maniera sbagliata all'epoca anche questo tipo di progetto perché si poteva ragionare in maniera diversa e individuare un'altra area, invece si è pensato di ragionare in quell'area là solo per una potenzialità poi di recupero, di miglioramento e quant'altro, cosa che non è avvenuta, e ci ritroviamo adesso ad avere a breve la funzionalità di questo punto di sbarco, ma al tempo stesso non abbiamo risolto il problema del quartiere e della viabilità che ahimè è molto molto pericolosa da una parte, scadente dall'altra, e sicuramente avremo anche i cittadini che verranno sicuramente a lamentarsi di tutta una serie di problematiche del caso. Dopo, come sempre, c'è il rimpallo tra maggioranza e opposizione, come si può vedere, però l'avevamo detto fin dall'inizio che il nodo principale è più diciamo così, da tenere in considerazione, al di là dell'aspetto diciamo così estetico, tutto il resto che, ripeto, l'ho detto all'inizio, si poteva trovare un'altra area, ma il problema più grande è proprio quello legato alla viabilità. Beh, senti, allora, tanto per fare una similitudine, ancora tempo fa, qui nel quartiere dei Saloni, praticamente la Veritas aveva ridotto il numero dei cassonetti perché diciamo che l'apporto che dovrebbe arrivare dal quartiere con la differenziata, un cassonetto sono dislocati in diversi punti, ma uno dei punti praticamente c'era da 2 cassonetti, ne avevamo portato uno. Cosa è successo? Che praticamente in realtà si riempiva in un attimo, poi
tanti, nel momento in cui trovavano il cassonetto pieno, invece di riportarlo a casa, la mettevano fuori, e quindi praticamente in un attimo, praticamente un giorno sì e il giorno l'altro, praticamente c'erano le immondizie fuori. Finalmente, su richiesta di tanti residenti, e probabilmente anche a fronte di quello che è successo, Veritas ha raddoppiato il numero dei cassonetti, quindi praticamente da uno per il cartone e uno per il secco non riciclabile ne ha messi due per il cartone e due per il secco non riciclabile. Molti residenti del quartiere sono stati contenti, meno male, perché così non c'è questo problema. Puntualmente è arrivato quello del condominio dove abita, praticamente dice: ma non è giusto, è stata fatta un'esa ecologica davanti, mi disturbano, eccetera. Cioè, voglio dire, le soluzioni non sono così facili. Adesso tu dici un altro punto, e un altro punto di sbarco dove si poteva fare? Stiamo parlando, Andrea, se ti ricorderai bene, siamo nel 2020, stiamo ragionando del 2008. Sì. Sono passati 12 anni, ok? Allora, se tu vai a fare un punto di sbarco in quella zona, io non ti dico che devi fare una viabilità funzionale solo per il punto di sbarco, ma non possiamo pensare di essere andati in 40.000 volte in sopralluogo e rendercene conto del problema della viabilità e non avere fatto nulla per migliorarla. Cioè, questo è il dato di fatto, e andiamo a creare un qualche cosa di più, creando ancora un maggior problema. Allora ragazzi, cioè, o siamo consapevoli dei danni che facciamo o non ci rendiamo conto di quello che facciamo, cioè capiamoci qual è l'inizio, qual è la fine, hai capito? Perché altrimenti qua stiamo prendendoci in giro. Ripeto, era quella la soluzione migliore? Io penso di no, magari si poteva trovare un'altra zona migliore, magari una parte di riva diversa rispetto a quella, e si spostava, che ne so, si spostava dei pescherecci e si faceva qualcos'altro, che ne so, si poteva inventare un qualche cosa da qualche altra parte, ma non certamente in quella zona, in quel cono, diciamo, di imbuto che ci ritroviamo, quel budello, scusami questo termine, della strada. Ma ripeto, ma sono uno dei primi a aver denunciato più volte questa cosa nel corso degli anni. Dopo ci ritroviamo come la polemica delle case che vengono costruite in mezzo ai campi senza viabilità e tutto il resto, ragazzi, questo è il dato di fatto. Vabbè, allora io direi di concludere qui questa rassegna, e visto che sei qua, raccontaci un attimo lo stato dell'arte, quanti consigli regionali hai fatto fino adesso, come è la tua esperienza con le commissioni, se ci vuoi dire qualche passaggio. Fra qualche ora sarò in regione un'altra volta, perché c'è la seconda commissione insieme anche col collega Montanariello. Proprio venerdì ci sarà un altro consiglio regionale, sarà il quarto consiglio regionale, e sono cominciati appunto anche i lavori sulle varie commissioni, si va a discutere tutta una serie di tematiche, alcuni provvedimenti poi sono già stati portati, anche importanti per quanto riguarda nell'ambito sanitario, che abbiamo visto discusso anche in altre occasioni. Insomma, sta procedendo in maniera positiva questa esperienza, ecco. Dunque è ovvio che la macchina è complessa e si cerca di fare il massimo per recepire tutte quelle funzionalità che possono essere utili poi dopo anche all'interesse comunitario di questa parte della provincia e soprattutto della parte del nostro comune, ecco. È ovvio però che ci devono essere anche delle sollecitazioni da parte dell'amministrazione comunale su certe tematiche, in modo tale da essere anche portatori appunto di richieste di interessi, cosa che in questa prime battute non vedo, ecco. Questo è un dato di fatto. Tornando al vaccino, tu quando arriva il vaccino te lo farai? Sì, come ho sempre fatto il vaccino influenzale, anche questo lo farò, come ho sempre fatto tutti i vaccini che erano nelle condizioni di poterlo fare, insomma, da quando siamo nati, ecco, così i vaccini che erano ci venivano fatti, non ho mai avuto problemi, e anche mio figlio non ha sempre, diciamo così, abbiamo sempre avuto la possibilità di poterlo fare, però ripeto, rispetto tutte le idee altrui, perché non sono certamente uno che va a imporre queste tematiche, però se questa è una possibilità di uscire da questa pandemia, insomma, si è lavorato tanto giorno e notte, chi dovere,
ne vediamo fuori tutti, però ripeto, rispetto anche coloro che non ne vogliono sapere. Va bene, grazie della tua presenza. Grazie a voi, alla grazie, prossima. arrivederci.